E buon mercoledì sera, amici sportivi di Adelia. Siamo in diretta dal Palazzetto Le Grazie di Verona per mostrarvi quella che è la settima giornata del campionato di Serie C1 Girone Veneto. Questa sera avremo di fronte Verona e Valdagno, rispettivamente settima e tredicesima forza del campionato. Sono i sorteggi di rito. In questo momento, con le squadre già in campo, io andrei a presentarvi le formazioni delle due squadre comprese di panchine. Partirei con la formazione di casa, con il numero 1 Di Fazio, con il numero 5 Righetti, il numero 6 Menegazzo, numero 7 Galliano, numero 8 Fantasia, numero 9 Burgos, numero 10 Campana, numero 14 Crucco, numero 18 Ciurnelli, numero 21 Famì, numero 22 Campolongo, numero 99 Bertoldi. Per il Valdagno abbiamo con il numero 1 Fongaro, con il numero 3 Deuner, con il numero 6 Zarantonello, numero 8 Gonzato, numero 10 Ferrari, numero 13 Del Grande, numero 21 Soldà, numero 23 Benetti, numero 24 Campaure, numero 25 Gianesello, numero 29 Fioraso. Strette di mano di rito per le due formazioni, sono pronte a scendere in campo, vengono rispettivamente entrambe da una vittoria. Il Verona settimana scorsa ha vinto in casa per 2-0 contro la DBS. Il Valdagno invece ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale dopo un inizio campionato difficile proprio la settimana scorsa. Chissà che non sia un inizio di ripresa per la formazione vicentina. Siamo pronti, si attende gli ultimi consigli del direttore di gara alle panchine e poi si parte per questa Verona Valdagno con subito Ciurnelli pronto sul punto di battuta. Ci sono gli ok dei direttori di gara, quindi eccoci qua con il calcio d'inizio. È cominciata Verona Valdagno con subito Menegazzo per Righetti, Bertoldi. Dicevamo Verona che settimana scorsa ha ottenuto una vittoria convincente alla GSM Forum contro una DBS, comunque squadra di pari livello. Una vittoria importante per la formazione scaligera, che è apparsa sicuramente in crescita dopo le battute di arresto consecutive. Qui si gioca con Ciurnelli che viene bloccato sulla fascia di sinistra. Prova Zarantonello qui a passare, Menegazzo gli ruba il pallone. Ancora Menegazzo, salta a tutti, deve intervenire Soldà per mettere il pallone in fallo laterale. Buona iniziativa del numero 6 giallo-blu. Sarà rimessa quindi per i padroni di casa. Bertoldi, Righetti, ancora per Bertoldi. Attende il Valdagno nella sua metà campo, preferisce lasciare un po' di agio nella metà campo alla squadra locale, cercare magari di pungere poi in contropiede. Buono qui il recupero di Del Grande su Ciurnelli, nello stesso Del Grande in possesso di palla. Buono qui il disimpegno di Menegazzo che copre bene iniziativa di Soldà sulla fascia di destra. Il pallone rimpallato in fallo laterale. Sarà la formazione ospite a ripartire quindi con Zarantonello. Il Del Grande si guadagna il rinvio del fondo facendo sbattere il pallone su Ciurnelli. Sono già trascorsi i primi 2 minuti di gioco in fase iniziale di studio per le due squadre. Il Valdagno in possesso qui non riesce a trovare compagni. Del Grande, ora Zarantonello per Soldà, lotta con Righetti, stavolta la rimessa è per il numero 5. Il Verona che prova a manovrare nella sua metà campo.
con Bertoldi, questa volta si è invertito le posizioni con Ciurnelli. Buono lo spunto di Bertoldi, la conclusione finisce fuori di Bertoldi, ma buona la progressione del numero 99, il primo squillo dalle parti di Fongaro. Buono qui il servizio per Deuner, l'anticipo ottimo del solito Menegazzo, che poi esagera un po' con la forza nel passaggio su Bertoldi. Pallone in fallo laterale con il capitano vicentino Zarantonello. Dall'altra parte c'è la conclusione di Dal Grande, finisce tranquillamente tra le mani di Di Fazio. Righetti si punta, Soldà lo salta, poi arriva proprio Dal Grande, recupera e può partire in contropiede. Attenzione al pallone in mezzo per Deuner, leggermente troppo lungo il pallone di Dal Grande, stava per diventare insidioso questo filtrante in area di rigore rasoterra per il numero 3 in maglia blu. Siamo al terzo minuto di gioco, questa prima frazione. Manovra qui Ciurnelli, la filtrante, a cercare un inserimento di Righetti, poi Bertoldi per non correre rischi calcia verso la porta, finisce però lontana la sua conclusione. Deuner qui si muove bene, fallosamente però secondo il direttore di gara. Fallo subito da Menegazzo. Non è d'accordo il numero 3 vicentino sulla decisione del direttore di gara, che poteva portarlo poi davanti a Di Fazio. Allora, Righetti, Bertoldi riparte ancora da dietro, la manovra giallo-blu. Menegazzo si propone Ciurnelli, Menegazzo chiede l'1-2, poi Ciurnelli si tiene il pallone e calcia! Palla alta di poco, sopra la traversa, della prima grande occasione della partita. Siamo nel corso del quarto minuto, Ciurnelli, sua conclusione finisce sopra la traversa di poco. Il Soldà tiene il pallone, poi sbaglia forse il passaggio per Dal Grande, ma recupera il numero 13, calcia! Alto il pallone di Dal Grande. Si sta un po' accendendo adesso la partita qui con questa occasione da una parte e dall'altra. D'altronde il Valdagno, dicevamo prima, ha ottenuto solo settimana scorsa la prima vittoria stagionale e ha punti da recuperare in classifica. Sicuramente non è venuto qui per il pareggio. È necessario fare risultato. Numero qui di Righetti per Ciurnelli, in area di rigore Ciurnelli! Calcia di destra Ciurnelli e finisce fuori. Grande galoppata di Righetti. Con un numero si è liberato alla grande di Zarantonello e poi ha calciato verso la porta Ciurnelli. Il pallone finisce fuori. Ancora qui Righetti che recupera il pallone. Prova a servire Menegazzo, circondato. Zarantonello dedia il pallone, però guadagna poi la rimessa il numero 6 del Valdagno. Distribuisce per Dal Grande, Dal Grande finta il tiro e poi serve Deuner in area di rigore. Deuner, palla dentro per Dal Grande! Si divora il gol Dal Grande. Nel corso del quinto minuto è la più ghiotta occasione della partita. È mancato il tap-in vincente di Dal Grande. Un rischio qui per la difesa del blu. Attenzione a Bertoldi qui che perde il pallone. Soldà davanti a Di Fazio, la parata di Di Fazio, pallone che resta lì. Deuner fa ripartire l'azione, ha rischiato tantissimo qui Bertoldi, ha coperto bene però l'estremo difensore giallo-blu. Deuner ancora per Dal Grande, potrebbe provare la conclusione, serve ancora invece il numero 3, stavolta Menegazzo arriva in anticipo. Alla battuta ancora Deuner, palla fuori per la conclusione del solito Dal Grande, la palla finisce alta sopra la traversa. Ha preferito calciare di prima Dal Grande, tanto un completo restyling per il Verona. Cambiano tutti e quattro i giocatori
in campo, ad eccezione ovviamente dell'estremo difensore. Allora partiamo a presentare quindi Fantasia in possesso di palla per Campana, Famì, e qui abbiamo il capocannoniere della squadra giallo-blu, Galliano. Ricordo che Famì, autore di una doppietta venerdì scorso contro la DBS, trascinatore per i giallo-blu, e perde il pallone Deuner, lo recupera, la calcia poi verso la porta direttamente Fantasia. Buono spunto del numero 8 giallo-blu che recupera il pallone da Deuner e poi con la punta prova a sorprendere il portiere, nulla da fare. Nel frattempo invece è entrato Gianesello per il Valdagno, scontro qui a centrocampo, tutto regolare secondo l'arbitro, recupera Famì. Campana, tocco sotto a cercare Fantasia, difficile l'aggancio di Fantasia, la palla finisce sul fondo, forse però in rimessa laterale. Dice di sì il direttore di gara. Allora, Deuner si appoggia addirittura a Fongaro dall'altra parte. Fongaro cerca proprio il neo entrato Gianesello, anticipato da un ottimo anticipo di Fantasia. Allora, ancora Gianesello alla battuta per Dal Grande. Zarantonello. Dal Grande prova un pallonetto a cercare di scavalcare il centrocampo giallo-blu per servire Deuner, finisce però diretto tra i piedi di Fantasia che apre proprio verso Famì. Famì si porta il pallone verso l'area di rigore, ha saltato due uomini brillantemente, poi viene bloccato quando è il momento di calciare. E allora Galliano, manca la conclusione Galliano, palla finisce sul fondo. Sta facendo interessante quindi la partita quando siamo nel corso del 7° minuto di gioco. Il Verona che ha avuto sicuramente per via di numero di occasioni per il momento il predominio, ma la più ghiotta occasione della partita ce l'ha avuta tra i piedi Dal Grande del Valdagno. Per il momento comunque punteggio bloccato sullo 0-0 con Zarantonello qui che prova una scorribanda sulla fascia sinistra, bloccato dal solito Fantasia. È entrato molto bene in partita il numero 8. E allora si riprende proprio dal numero 6 Vicentino. Potrebbe appoggiare fuori dall'area di rigore per Dal Grande. Eccolo qua, Dal Grande verso Deuner in area di rigore. Il tocco sotto proprio per Dal Grande. Conclusione al volo di Dal Grande, finisce alta. Buona occasione per il Valdagno, costruita bene da Deuner. Ha fatto un buon gioco di difesa per difendere la palla e poi il tocco sotto ad aprire verso il numero 13 Vicentino, però ne finisce alto. Ancora qui Deuner e Zarantonello. Zarantonello ha la possibilità di calciare, si interpone Fantasia, mette il pallone in fallo laterale. Un tocco sotto coglie impreparato anche Deuner che però va sul pallone, poi prova la conclusione, finisce fuori. È una fase in cui il Valdagno comunque si sta facendo vedere dalle parti di Fazio. Verona adesso un po' più passivo dopo i primi 3-4 minuti dove sembrava aver acquisito più sicurezza. Famì non si capisce con Galliano, il tocco sotto arriva direttamente tra le mani di Fongaro. Zarantonello, Dal Grande, buono il servizio di Deuner proprio per Zarantonello, bloccato però da Fantasia. Sulla fascia qui Gianesello non riesce ad approfittare del movimento di Deuner, il pallone finisce in rimessa per il Verona. Fantasia non bene qui il passaggio per Galliano che comunque apprezza l'impegno del compagno, dà qualche indicazione. Gianesello, Dal Grande, Zarantonello, si propone Deuner, il filtrante è complicato per il numero 25, troppo lungo e di Fazio arriva comodo. Famì per Galliano.
Galliano si porta il pallone sul destro, il tiro viene ribattuto, non si fida il portiere a bloccare, allontana con i pugni in fallo laterale, forse un eccesso di prudenza qui dell'estremo difensore del Valdagno. Poi la conclusione di Campana termina alta sopra la traversa, tanto esce Zarentonello nelle file del Valdagno per far entrare Ferrari, il numero 10. Ecco l'altro numero 10 Campana che prova la conclusione dalla tre quarti, la parata di Fongaro in calcio d'angolo. Era molto angolata la conclusione del capitano giallo-blu. Fami si appoggia subito fuori per il sinistro di Fantasia che termina sul fondo. E allora di nuovo il Valdagno che riparte. Deuner si appoggia proprio per Ferrari, ma il pallone è uscito. Quindi la rimessa è giallo-blu. Fantasia e Campana duettano, poi Galliano, palla fuori per Fantasia, la conclusione non è buona ma viene ribattuta fuori proprio per Fantasia, il tocco sotto a cercare Galliano, il colpo di tacco per Fami. Dal grande si sovrappone, bene però Galliano che protegge la palla e va di nuovo verso la porta, la conclusione, la parata di Fongaro, non riesce a fare un tap-in Campana perché Deuner va dall'altra parte e poi isolato, prova giustamente la conclusione verso la porta, deviata, si guadagna un ottimo calcio d'angolo il numero 3 Vicentino. Battuto ancora per il solito dal grande, palla che poi prova a far arrivare da Ferrari ma viene intercettato. Gianesello dal grande, non passa per Ferrari questo pallone e siamo già al 10° minuto, scorre veloce questo primo tempo. Per chi si fosse collegato solo ora, 7ª giornata del campionato di Serie C, girone Veneto. Verona e Valdagno al momento si dividono la posta in gioco, mentre Campana qui ha provato la conclusione ribattuta. Fantasia. Pallone passa e va verso Galliano che prova la conclusione, la parata di Fongaro, attento l'estremo difensore del Valdagno. Pallone ancora per il Verona, ancora Galliano si appoggia a Fantasia, cerca spazi Fantasia, poi calcia, attenzione perché c'è un 2 contro 1 in contropiede con Gianesello, potrebbe appoggiare per Ferrari, eccolo qua Ferrari, poi rientra e perde il tempo per calciare verso la porta e poi conclude l'opera Galliano buttandogli il pallone addosso e recuperando definitivamente il possesso di palla. Mancata un po' di malizia qui al numero 10 in maglia blu, attenzione l'1-2, Fantasia Galliano, il diagonale di Fantasia finisce fuori. Bella combinazione qui tra Fantasia e Galliano, mentre c'è stato un altro cambio nelle file del Verona, è entrato con il numero 9 Burgos, tornato a disposizione Burgos dopo l'assenza di venerdì. Proprio lui lotta con l'altro neoentrato Campaoré. Numero 24 del Valdagno, che adesso assiste alla battuta del calcio d'angolo da parte del Verona. Fami, Burgos cerca Menegazzo, rientrato in campo, poi un batti e ribatti, arriva poi a mettere ordine ancora Menegazzo. Fami, Menegazzo prova la conclusione, forse deviata, infatti è calcio d'angolo. Si incarica il numero 6 giallo-blu della battuta quando siamo nel corso del 12° minuto. Al momento reti inviolate, in campo anche, attenzione, proprio il gol del Verona. Stavo giusto dicendo che era entrato Cruco in campo e nel frattempo ha punito
la squadra giallo-blu. Di sorpresa da calcio d'angolo. Una grande conclusione di Burgos che porta in vantaggio quindi il Verona. La Valdagno che prova adesso a reagire. È rientrato anche Bertoldi nel terreno di gioco. Campaoré fa ripartire i suoi da dietro, dal solito Dal Grande. Deuner circondato da maglia giallo-blu. Quindi poi il rimpallo favorisce proprio Deuner. Dal Grande gira per Campaoré, ancora indietro per Dal Grande. Cerca un filtrante per Ferrari, ben tenuto da Burgos. Poi non bene Menegazzo che allontana per nessuno, pallone resta lì, Deuner, la conclusione è ribattuta da Menegazzo, tiene anche il pallone in campo, lo lascia a Burgos. Il gioco è ancora buono perché Burgos ha tenuto il pallone in campo. Campaoré in scivolata riesce a sradicare il pallone al numero 9 giallo-blu e riportare il possesso per la formazione vicentina. Qui Deuner si guadagna un fallo. Buona difesa del pallone di Deuner che sta disputando un'ottima partita fino adesso. Sicuramente uno dei più in forma della formazione ospite. Fatto sta che ci sarà una punizione per il Valdagno nel corso del 13° minuto. Si chiede l'intervento per pulire il parquet di gioco. Il direttore di gara assegna le distanze e Dal Grande sul punto di battuta. Va Dal Grande, non tira, lascia a Deuner, la conclusione di Deuner, la parata di Fazio che salva il punteggio. Il Verona non bene in disimpegno, poi un rimpallo favorisce Menegazzo che può approfondire in area di rigore. Viene però bloccato da Dal Grande che riesce anche a guadagnarsi una rimessa in zona offensiva. E allora ancora Deuner. Fuori per Dal Grande, la conclusione direttamente sul fondo. Si cercano molto Deuner e Dal Grande dall'inizio della partita. Crucco. Menegazzo, ancora Crucco per Bertoldi. Con il palleggio dei giallo-blu con Burgos, potrebbe calciare Burgos, la finta del tiro di Burgos viene ribattuta e direttamente poi tra le mani del portiere del Valdagno che rilanciando richiama invece il suo collega dalla parte opposta. Continue sovrapposizioni di fronte, adesso fase un po' più concitata della partita. Se la prende comoda poi Bertoldi. Burgos. Attenzione perché si è fatto male, penso, Menegazzo sul contrasto di poco fa, rimane a terra. Quindi le squadre ne approfittano per un piccolo break. Perché si fosse collegato solo ora, ricordiamo, il Verona è in vantaggio da qualche minuto con la rete di Burgos contro il Valdagno. C'è anche un giocatore proprio del Valdagno a terra, quindi le sue condizioni sembrano un po' più serie forse. Ed è proprio Deuner. Quindi sostituito Deuner e rientra Zarantonello in campo. Una rimessa per il Valdagno, riparte che restituisce il pallone tra gli applausi del pubblico qui al Palazzetto delle Grazie. Quindicesimo minuto nel corso del primo tempo.
Verona qui, Burgos con qualità si libera dell'avversario, va davanti al portiere, la conclusione da prima parata da Fongaro viene però ribattuta dallo stesso Burgos in rimessa dal fondo, quindi può ripartire la formazione vicentina col possesso palla. Campauré e Dal Grande non si capiscono, attenzione a Burgos perché ha già dimostrato di avere una grandissima agilità. Attenzione Campauré da solo, steso Campauré, e qui c'è anche il cartellino giallo per Menegazzo. Punizione pericolosa qui, un po' regalata dalla retroguardia giallo-blu che ha colpevolmente lasciato da solo il numero 24, costretto Menegazzo a stenderlo. Quindi zona interessante. E ghiotta occasione da gol per gli ospiti nel corso del 15° minuto. Insolito Dal Grande alla battuta. Si attende il fischio del direttore di gara. Andiamoci a vedere questo tiro di Dal Grande. Fa muro ovviamente il Verona. Conclusione direttamente sul fondo. C'è un tocco però. C'è un tocco, dice il direttore di gara. Quindi palla in corner. Se ne incarica Campauré. Zarantonello. Dal Grande prova a combinare con Soldà. Lottano Menegazzo e Campauré. Menegazzo guadagna il fallo laterale. Sempre prova di sostanza del numero 6 giallo-blu. Qui in possesso palla. Burgos. Crucco subisce il fallo, calcio di punizione per il Verona. Che proprio lo stesso numero 14 lascia il posto al rientro in campo di Righetti. E rientra anche Famì per Bertoldi. Possesso palla della formazione di casa con Righetti, Famì, Menegazzo aspetta un po' troppo per il passaggio e rischia un po'. Poi Famì si guadagna la rimessa laterale. Righetti. Mentre il Verona non ha interesse, dopo il gol del vantaggio, a spingere con velocità. Abbiamo visto anche venerdì contro la DBS, la squadra giallo-blu, giocare molto comunque con il cronometro e aspettare anche comunque il pressing degli avversari per provare poi a colpire in spazi aperti, proprio come adesso con Burgos. Può calciare Burgos, la parata del portiere, poi palo. Grande occasione qui per Burgos. Verona vicino al doppio vantaggio. Grande qualità di Burgos quest'oggi, sicuramente si è visto il suo ingresso in campo. Pericolo scampato quindi per il Valdagno, che adesso prova a ricreare un'azione offensiva, ma Soldà perde il pallone da Menegazzo. Buono recupero di Dal Grande, concede rimessa ma ha salvato un'incursione pericolosa del numero 6 del Verona. Famì non riesce a trovare Menegazzo. Soldà in qualche maniera prova a servire Benetti, appena entrato. Adesso qui prova a pressare il Valdagno con Soldà, si guadagna il fallo laterale. No, tutto buono secondo il direttore di gara, il pallone è rimasto in campo. Uscito invece solo adesso per un fallo laterale, mentre c'è un time out chiamato da Verona. Quando mancano meno di 3 minuti alla conclusione del primo tempo. Ricordiamo Verona in vantaggio per 1-0. Si è fatto un po' più intenso il
pressing del Valdagno negli ultimi minuti sicuramente sta provando la formazione vicentina a rispondere a una buona prestazione comunque dei gialloblu, che neanche un minuto fa hanno sfiorato il raddoppio con il palo del numero 9 Burgos. Si riprende quindi con Benetti, che può riprendere da dove si era arrivati. Eccoci qua, dal grande, possesso per Soldà, spinto da Fantasia, calcio di punizione. Possibilità per il Valdagno di guadagnare qualche metro verso la metà campo giallo-blu. Soldà dal grande si affida a un lancio difficile per Soldà, difficile anche lo stop per il numero 21, ci ha provato Righetti, Famì, Righetti prova quello che sembra tutto uno schema, forse non con i tempi giusti, che Burgos non era scattato. Allora Zarantonello manovra in difesa il Valdagno qui con Soldà, buono il numero di Soldà, lascia ancora Zarantonello, lamenta un fallo Benetti e lo accontenta il direttore di gara, tra l'altro con qualche brusio del pubblico locale. Allora dal grande di nuovo per Soldà, accompagna Fantasia, allora Soldà deve tornare indietro, tocco sotto ancora di Dal Grande per Soldà, di nuovo duello con Fantasia, stavolta steso, numero 21, c'è fallo. No, arbitro ha solo interrotto il gioco, ma mi sa senza fallo, se lo scopriremo. No, nessun calcio di punizione, l'arbitro ha interrotto il gioco per precauzione, sembrava aver battuto la testa a Soldà, per fortuna niente di grave per il numero 21, quindi si riparte con il possesso giallo-blu a 1 minuto e 30 dalla fine. Righetti si prende qualche rischio e perde il pallone, Benetti prova la conclusione, Benetti, il pallone termina fuori. Un brivido qui per la palla persa di Righetti. Adesso il Verona un po' già negli spogliatoi, la squadra giallo-blu. Infatti c'è subito un time out, sembra aver colto mister giallo-blu un po' questa sensazione. Ci sta una fase di incertezza comunque durante la partita. Verona che per ora comunque ha disputato un'ottima prestazione e conduce a 1 minuto dalla fine del primo tempo. E ora starà un po' anche nel Valdagno cercare di impostare un secondo tempo impostato in attacco. Lo ripetiamo, Valdagno ha bisogno di punti in classifica dopo una partenza difficile di campionato. Dicevamo prima, l'ultima vittoria, l'unica vittoria è stata nell'ultima partita. Intanto Zarantonello qui ha provato ad appoggiare per il rimorchio Benetti, non è arrivato il numero 23 alla conclusione, quindi palla in fallo laterale. Si discute un po' su di chi è il possesso, il direttore di gara ha il suo da fare davanti alla panchina del Verona. La rimessa è per la maglia blu. È rientrato in campo Deuner, la conclusione del numero 3. Controllo di Fazio sul fondo. Rientra sul terreno di gioco Bertoldi e Campana. È entrato anche Galliano.
Eccolo qua Galliano, prova a liberarsi di Dal Grande, chiede un fallo, non lo accontenta il direttore di gara, rimessa guadagnata però dai gialloblu. 43 secondi alla fine. Fantasia rischia un attimo qui, Campana alza un pallone altissimo verso Bertoldi che fatica a controllare. Si riparte con Benetti, forse l'ultima occasione per il Valdagno, sarebbe sicuramente importante andare a riposo avendo recuperato il risultato. Il Fantasia interviene e ruba il pallone solo per un attimo, potrà avere un'altra occasione la formazione ospite di pareggiare i conti. Sappiamo che fa sempre morale comunque recuperare il risultato prima della fine del tempo. Il pallone è stato perso, allora Galliano approfitta di un po' di spazi nella difesa vicentina, ma non si guadagna il corner. Si lamenta un po' il numero 7 giallo-blu. 9 secondi al termine, siamo allo scadere. Vediamo come imposterà Dal Grande, prova direttamente la conclusione, Campana raccoglie e a sua volta conclude verso la porta. Finisce con questa conclusione del capitano la prima frazione di gioco. 1-0 dopo 20 minuti, partita interessante. Il Verona per il momento conduce. Piccolo break per noi, ci risentiamo dopo l'intervallo.
Eccoci tornati in diretta, amici sportivi di Aveglia, dal Palazzetto Le Grazie di Verona, settima giornata del campionato calcio a 5 Serie C girone Veneto. Abbiamo visto la prima frazione, Verona uscito con una rete di vantaggio e ora altri 20 minuti per decretare il vincitore finale. Da sinistra verso destra attacca il Valdagno e da destra verso sinistra i padroni di casa del Verona. Direi confermati i 5 per il Valdagno come hanno finito il primo tempo, con Zarantonello in possesso del pallone che batte ora. Soldà per Dalgrande, Deuner per Soldà, salta bene Bertoldi, poi subisce una spinta da dietro, l'arbitro dice che è tutto buono. Soldà allora si rialza e riparte, prova in mezzo a tre, è difficile muoversi, e poi Deuner prova la conclusione sul fondo, chiede il calcio d'angolo il numero 3, non accontentato dal direttore di gara. E allora Verona che può ripartire con il capitano Campana, Menegazzo, Campana per Bertoldi, provato un filtrante a cercare Galliano, deviazione provvidenziale di Zarantonello in fallo laterale. Campana, Menegazzo, ci sono pochi spazi per il Verona. Galliano prova a calciare un po' a sorpresa con il sinistro, il numero 7, palla prende la rete esterna, la ripartenza non buona di Soldà, attenzione poi a Galliano che si appoggia dall'altra parte per Bertoldi, traversone inizialmente deviato, la ributta in mezzo con un tiro cross, Bertoldi non trova nessuno, finisce direttamente in fallo laterale dalla parte opposta. Soldà si carica del rinvio, Dalgrande per Deuner, ed è una spinta al numero 3, tutto regolare secondo l'arbitro. Galliano si porta il pallone sul destro, ben fermato da Dalgrande, poi disimpegno non buono, regala il pallone a Bertoldi, la conclusione è ribattuta. Ancora Verona che insiste in zona offensiva, qui Campana però perde il rimpallo e attenzione a Soldà, entrata tosta di Bertoldi, buona secondo il direttore di gara, regolare. Allora, Soldà per Dalgrande, il pallone viene calciato però viene rubato dal Verona, attenzione al contropiede di Galliano, davanti al portiere c'è anche Menegazzo, eccolo servito! Alto Menegazzo che poi si è scontrato con Fongaro, occasionissima per il Verona, è arrivato fin con troppa foga Menegazzo, il pallone finisce alto. Buon break comunque della squadra giallo-blu. Era possesso ora per gli ospiti. Il solito Dalgrande che prova a distribuire per il capitano Zarantonello, anticipato. E allora ancora rimessa, 2 minuti trascorsi questo secondo tempo. Deuner Zarantonello, il tunnel di Zarantonello però non è utile, recupera però il numero 6, ancora pallone per Galliano, si porta pallone sul destro e questa è una prodezza di Fongaro in calcio d'angolo. Grande giocata di Galliano, grande risposta di Fongaro, di altissima qualità questo duello. E allora corner per il Verona, ancora Galliano, questa volta calcia un po' come viene il numero 7 giallo-blu, però ne finisce altissimo. E allora ancora Valdagno, errore, pallone regalato a Galliano, ancora la parata di Fongaro, ancora Galliano, fuori. E sta rischiando grosso il Valdagno in questa fase, tenuto a galla
per i meriti al momento dell'estremo difensore vicentino, che sta salvando il risultato. Si guadagna una rimessa Deuner, va lui stesso a batterla. Allora Dal Grande, Zarantonello, Dal Grande, Soldà. Si gira bene Soldà, salta 2 uomini, steso poi da Famì. Buon calcio di punizione guadagnato qui dal numero 21, che fa un po' respirare un po' la sua squadra e fa rimettere il naso in attacco. Rimessa ancora per il Valdagno. Dal Grande, Zarantonello non trova Soldà. Si riprenderà quindi con la rimessa per il Verona. Siamo entrati nel corso del quarto minuto, al momento resiste l'1-0 acquisito nella prima frazione di gioco dal Verona. Buona la combinazione che porta Campana a calciare verso la porta, la traversa, la palla rimbalza sulla linea, chiedono il gol giocatori e tifosi giallo-blu. L'arbitro dice che il pallone è in campo e quindi non è gol. Questa è un'altra occasionissima quindi per il Verona, che sicuramente non sta raccogliendo episodi fortunati. È già la seconda o terza occasione clamorosa. Ancora Galliano calcia verso la porta. Qui i difensori adesso del Valdagno cominciano a essere in difficoltà sul pressing giallo-blu. Famì mette fuori per Campana, la conclusione difficile di Campana sul fondo. Dicevamo com'è il Verona stia inanellando una serie di occasioni non concretizzate o comunque sfortunate. Attenzione al lancio interessante di Fazio direttamente per Famì. È mancato l'aggancio del numero 21, ma grande precisione dell'estremo difensore. Qui uno scontro in mezzo al campo con Menegazzo che guadagna il calcio di punizione. E si chiarisce poi con il direttore di gara, non è d'accordo, ma è visibilmente percepibile Carlos Deuner. Si riprende comunque, siamo nel corso del quinto minuto. Andiamo nella fase più delicata di questa partita, dove il Verona deve trovare il gol del 2-0 per mettere al sicuro questo risultato. Il Valdagno invece sono minuti fondamentali per rientrare in partita e chi lo sa lottare anche per la vittoria. Quindi la conclusione proprio di Deuner finisce sul fondo, mentre è rientrato anche sul terreno di gioco Gianesello. È entrato anche Righetti e Fantasia, hanno gestito loro adesso il possesso, poi perso da Famì. Tocco sotto a lanciare Gianesello, impreciso l'aggancio del numero 25. È entrato anche Ciurnelli, che qui ha reclamato un fallo, non accontentato dal direttore di gara. Ancora Gianesello, buono recupero di Fantasia che può ripartire. C'è 3 contro 2, Fantasia salta tutti, poi bloccato da Dal Grande. C'è fallo qui di Dal Grande, concede un calcio di punizione. Righetti, Fantasia, Ciurnelli. Ciurnelli in mezzo a 2, viene esteso, tutto regolare secondo l'arbitro, poi Dal Grande non si accorge dell'arrivo di Righetti e perde la palla. Poi c'è un fischio del direttore di gara e ha ammonito anche Zarantonello. Dice che ha trattenuto
il suo avversario, non è d'accordo il capitano Vicentino, che è ancora visibilmente perplesso con il direttore di gara. Fatto sta che c'è una punizione che Ciurnelli si incarica a battere. Vediamo se ci sarà uno schema o se proverà una conclusione. Ciurnelli si appoggia a Fantasia, la conclusione, reclamano un fallo di mano i giocatori del Verona, lascia correre il direttore di gara. Il lancio non buono questa volta di Fongaro regala un'altra iniziativa alla formazione di casa, che decide di tenere possesso palla. Righetti, ancora Famiglia e ancora Righetti. Fantasia, si muovono bene i gialloblu, pallone per Righetti. Una bella azione corale del Verona qui che porta Righetti alla conclusione, termina fuori. Ma buona iniziativa del numero 5 qui, ottimo il recupero di Fantasia, la conclusione ed è direttamente sotto il set, il sinistro di Fantasia. 2-0 Verona. Grande giocata di Fantasia, si è recuperato il pallone, se l'è portato in attacco e se l'è calciato sotto la traversa. Grande giocata di Riccardo Fantasia. Quindi ora mette sicuramente in una posizione più serena la sua squadra. Al momento ha meritato questo doppio vantaggio. Ancora Fantasia, recupera il pallone, Ciurnelli recupera il difensore, poi attenzione, il cross di Ciurnelli viene deviato involontariamente da Gianesello verso la porta, creando non pochi brividi a Fongaro. E allora corner per i gialloblu, che adesso sono in stato di grazia con Fantasia che ha calciato, ma c'è un fallo in attacco del Verona. Tra l'altro era una grande conclusione anche quella di Fantasia, che si è stampata sul palo. Testimonianza del suo stato di grazia in questi minuti. Prova adesso il Valdagno a uscire in questi ultimi 2 minuti, davvero non è mai riuscito ad uscire dalla metà campo il Valdagno. Massimo sforzo per i gialloblu, adesso 1-2, Righetti, Ciurnelli bloccato, occhio al 3 contro 2 adesso del Valdagno, che però questa volta Deuner è lui ad aver aspettato troppo a passare questo pallone e ha compromesso il contropiede. Benetti cerca Gianesello, imprecisa la sua giocata. Fantasia cerca Ciurnelli, se la tocca bene Ciurnelli a inseguire, ha messo in difficoltà Dal Grande, costretto a mettere in fallo laterale. Otto minuti in corso del secondo tempo. Scambio Righetti Fantasia, buono per Ciurnelli, stava facendo una grande finta qui Ciurnelli, ma è stato bravo Dal Grande a rubargli velocissimamente il pallone e a buttarlo in fallo laterale. Dal Grande sicuramente il migliore dei suoi per quello che abbiamo visto fino adesso. Attenzione a Fantasia, la conclusione, ancora numero 13 a bloccare. Righetti trova in area di rigore Ciurnelli, manca l'aggancio stavolta il numero 18. Fongaro a rinvio, è buono il pallone per Benetti, viene spizzato molto bene da Famì in rimessa. È stata fondamentale la deviazione qui perché era ben lanciato verso la porta Benetti. Ancora Benetti, si punta Fantasia, mette in corner Riccardo Fantasia.
Noi ricordiamo, per chi non era ancora collegato, Riccardo Fantasia ha segnato pochi minuti fa la rete del 2-0. Il Famì perde un brutto pallone a centrocampo. Per sua fortuna senza conseguenze, perché la conclusione è finita lontana dalla porta di Fazio. Allora, possesso per il Verona, adesso intensifica naturalmente il pressing, il Valdagno direttamente sul portatore di palla. Zarantonello perde un brutto pallone qui, regala la palla a Righetti, eccolo qui, 1-2 con Ciurnelli in area di rigore. Righetti! Seminato il panico Righetti, ma il suo pallone termina fuori. E grande recupero di Fantasia nel tentativo di ripartire del Valdagno. Ancora Ciurnelli, ancora però dal grande, un muro dal grande oggi. È rimessa comunque del Verona. Famì decide di appoggiare indietro a Righetti, non ha fretta il numero 5, sceglie il possesso, sceglie la manovra e sceglie anche di far scorrere un po' il cronometro. Ciurnelli, rischia Ciurnelli, infatti perde il pallone, numero 18. Vediamo se il Valdagno trova un po' di energie per reagire, per rispondere a questo secondo gol. Qui è sbagliato il rilancio di Fongaro, recupera Righetti, lascia Ciurnelli, bene in anticipo Soldà, poi Zarantonello, ancora Benetti, prova Benetti la conclusione, deviata da Fantasia, comoda per Di Fazio. Si ritorna con possesso giallo-blu. Si attende giustamente il pressing avversario. Righetti poi trova un varco dall'altra parte per il neo rientrato Bertoldi. Il diagonale del numero 99 termina fuori di poco. Rientrato anche Menegazzo nelle file del Verona. Dal grande salta Ciurnelli e propone un'azione ai compagni. Zarantonello la raccoglie. Il filtrante di Zarantonello impreciso per Soldà. Abbiamo trascorso il 10° minuto di questo secondo tempo. Verona vicino a un'altra vittoria, vediamo se qui prova anche il terzo gol, la parata di Fongaro sulla conclusione di Bertoldi. Sicuramente è un ottimo momento adesso per il Verona, lo si vede proprio dalla serenità con cui stanno giocando i gialloblu. Bertoldi per Crucco che rischia, Benetti gli ruba il pallone, poi prova a calciare. Finisce però in corner, sì, c'è la deviazione del numero 14 giallo-blu. Quindi l'arbitro concede il calcio d'angolo al Valdagno, che quindi ritorna un po' in zona offensiva dal grande. Conclusione di prima del numero 13, fuori di poco, ma deviata anche questa. Quindi altro corner. Mentre è rientrato Deuner. Esce anche Fongaro a creare superiorità numerica. D'altronde comunque a 9 minuti dalla fine si comincia anche a valutare il discorso cronometro. In questo caso Giovanni Fioraso a dare una mano ai compagni. Eccolo qua. Poi pallone per Zarantonello in area di rigore. Menegazzo devia il pallone in calcio d'angolo.
Fase di pressione adesso della formazione ospite, ancora con Fioraso. Cerca di creare superiorità numerica il Valdagno, cercare di trovare spazi. La difesa schierata giallo-blu, che naturalmente lascia il possesso e lascia scorrere il cronometro. 8 minuti alla conclusione, non trova spunti il Valdagno e qui perde anche il possesso di palla. Si riparte quindi con il Verona, e un lancio a cercare Burgos, rientrato in campo, finisce però tra i piedi di Dal Grande e allora può ancora manovrare il Valdagno con Fioraso. Zarantonello lotta con Bertoldi e alla fine ottiene comunque il pallone, il numero 6 in maglia blu. Battuto Dal Grande, Deuner, Fioraso sbaglia il numero 29, poi si accascia a terra, probabilmente uno stiramento da come sembra impostare il muscolo. Per fortuna niente di grave. Ritorna tra i pali. Menegazza. Bertoldi si punta a Zarantonello, ma poi sceglie di ritornare indietro. 7 minuti e 20 alla fine di questa partita, con un solido 2-0 in questo momento. Il Verona cerca di accompagnare alla conclusione il cronometro con questo risultato. Come dicevamo, quindi dopo una serie di sconfitte consecutive il Verona sembra essersi rimesso in marcia. Si erano già avute delle avvisaglie con la Vigo Reale, tanto attenzione che c'è un contropiede ben controllato questa volta da Zarantonello. Attenzione poi alla conclusione difficile, complicata di Bertoldi. Larghissima sul fondo. E allora nuovo possesso del Valdagno, che a 6 minuti dalla fine ritenta con palla a terra di trovare in superiorità numerica possibilità. Un gol potrebbe sicuramente riaccendere un po' la partita ed è quello che con pazienza sta cercando di trovare il Valdagno. Si guadagna una rimessa Fioraso, ancora a scambiare con Zarantonello. Dal Grande, Deuner per Soldà, si guadagna il corner Soldà, lo batte subito. Deuner, la difesa del Verona schieratissima, lascia veramente pochissima possibilità agli ospiti di calciare verso la porta, quindi sono costretti un po' con questo giro palla a cercare occasioni che forse qui Dal Grande prova, no, la passa ancora a Fioraso, la palla resta lì, stavolta la recupera Bertoldi che prova giustamente con la porta vuota a calciare in porta. Il pallone viene ribattuto, sembrava rimessa giallo-blu, ma l'arbitro dice che l'ultimo tocco è del numero 99 e allora nuova opportunità per il Valdagno. Fioraso, Dal Grande, Deuner, Soldà. È difficile trovare occasioni, qui ci prova Soldà, poi
Il rinvio di Fazio viene ostacolato da Fioraso, che viene ammonito, mentre viene chiamato un time out dal Verona, quando siamo ormai nelle fasi finali di questo match. Solo 4 minuti e 57 secondi al termine. Il doppio vantaggio al momento fa dormire sonni tranquilli il Verona, ma ovviamente la guardia altissima, un gol potrebbe riaprire tutto il finale di gara, quindi un momento delicato dal punto di vista difensivo per i gialloblu, e sicuramente delicato lo è per il Valdagno, che non è riuscito in questo secondo tempo a imprimere qualche conclusione in più verso la porta di Di Fazio. Finito il time out e quindi si rientra sul terreno di gioco. Qualche cambio nelle file giallo-blu. Rosa certamente più lunga quella della formazione di casa rispetto agli ospiti. E quindi sicuramente anche un po' più di freschezza poi nella testa, nelle gambe. Manovra il Verona con Burgos in mezzo a 3, poi pasticcia un po', poi Fami vince un rimpallo, ne vince 2, il terzo poi lo perde da Deuner, poi rientra in possesso del pallone ancora Fami e quindi può far ripartire la manovra giallo-blu. Adesso vedete come Valdagno pressa alto e questo paradossalmente può creare problemi alla difesa. Eccolo Burgos alla conclusione, poi arriva Crucco, alta sopra la traversa ma deviata dal portiere in calcio d'angolo. Ancora Verona, ancora con il numero 14 al tiro, palla ancora lì, Burgos, la finta, Crucco ancora fuori, e questa volta è il Valdagno a chiamare il time out. La squadra è sembrata sotto assedio in questo minuto, mister sicuramente non soddisfatto, manca un po' di fiducia anche in questi minuti da parte dei giocatori vicentini. Tre minuti e 57 secondi alla fine di questa partita, che ha confermato comunque un Verona in crescita, un Verona ambizioso. Si ritorna sul parquet quindi con altri cambi nelle file del Verona. Fioraso riparte direttamente da Ferrari in attacco, aveva stoppato anche bene il numero 10, non è stato però facile trovare spazi per la conclusione. Poi Deuner e Zarantonello ancora per Ferrari, perde il pallone da Menegazzo, prova la conclusione Menegazzo, Fioraso esce proprio dall'area di rigore, palla al piede, Ferrari, eccolo per Deuner il filtrante, bella giocata di Ferrari, l'aggancio è stato difettoso però del numero 3. 3 minuti e 26, adesso sarà probabilmente il momento del massimo sforzo per il Valdagno per cercare di pareggiare questa partita. E un brivido per Fioraso che deve rilanciare un pallone difficile, pressato anche da Ciurnelli, lo butta direttamente in fallo laterale il numero 29. E allora Menegazzo, 3 minuti alla fine, Campana cerca Ciurnelli, bloccato dal solito dal grande Euner,
Deuner si libera di Menegazzo, Deuner va al tiro, la deviazione di Campana in corner. Va Ferrari, palla alta di Ferrari per Dal Grande. Zarantonello, si ripropone ovviamente anche Fioraso in attacco, ma l'impressione è che ci siano poche idee del Valdagno, comunque enormi difficoltà a trovare conclusioni in porta. Ci prova adesso Deuner, poi il rilancio di Menegazzo approfittando anche della porta vuota. Il pallone va direttamente però in fallo laterale. Ancora Fioraso per Deuner, circondato Deuner, ha provato a calciare ma è solo Di Fazio con calma per Famì. Menegazzo, Famì, cerca Ciurnelli, trova invece Dal Grande, manca poi l'aggancio Ferrari. 2 minuti alla fine inizia a farsi complicata per il Valdagno recuperare questo risultato. Famì dice ai suoi di allargarsi e così fanno. Possesso ancora giallo-blu. Campana per Ciurnelli, lotta per il pallone Ciurnelli, poi viene recuperato. In questo caso Deuner ha cercato dall'altra parte Dal Grande, non trovato. Buono comunque anche il pressing giallo-blu, che nonostante finale di partita non ha mollato un centimetro la squadra di casa e non ha concesso nulla praticamente in questo secondo tempo agli ospiti. È rientrato anche Fantasia in campo. Attenzione a Menegazzo, lo sprint di Menegazzo, va davanti al portiere Menegazzo, deviazione di Fioraso in corner. Famì va alla battuta, prova direttamente in porta Famì, è attento però Fioraso. E opportunità, Zarantonello cerca e trova Ferrari, bene il ritorno sul pallone di Famì. 1 minuto 13 secondi, ultime battute di questo Verona Valdagno qui a Palazzetto Le Grazie di Verona. Ci sta provando in tutti i modi qui il Valdagno, ma ci sono poche occasioni, pochi spazi. Dal Grande cerca Fioraso in area di rigore, anticipato, attenzione che c'è porta vuota, Menegazzo non riesce a calciare, lo allontana e basta. Ritorna il pallone da Dal Grande, Deuner sbaglia il passaggio, Deuner, e regala quello che è il 3-0 di Ciurnelli, che chiude qui la pratica. Un retropassaggio errato ha portato Ciurnelli a depositare il pallone nella porta vuota e sigilla quella che comunque è una vittoria meritata della formazione giallo-blu. 3-0, 20 secondi alla fine, partita conclusa. Fioraso prova comunque a giocare il Verona, poi il rilancio di Fazio prende direttamente il soffitto, quindi ovviamente è fallo. Zarantonello, 6 secondi alla fine, è l'ultima occasione, la sbaglia Fioraso e quindi si conclude qui questa ripresa in gioco Verona Valdagno.
attende la fine fantasia. 3-0 del Verona, ottima prova dei gialloblu, che quindi proseguono la loro marcia e la loro rimonta nella classifica generale. Per il Valdagno sicuramente un passo indietro rispetto alla vittoria della scorsa settimana, da rivedere sicuramente la fase difensiva, ad eccezione di un ottimo Dal Grande. Restate collegati comunque sui canali di Aveglia, prossimamente altre partite, altro calcio a 5 e buona serata a tutti.